Io lo ricordo con questi occhi azzurri seduto nella sala sotto qui del palazzetto comunale, quando poi ha chiesto la parola per dirmi: ma allora concretamente come facciamo per una certa attività che volevamo fare, no? È scossa come tutta la comunità di Cavallino Treporti, la sindaca Roberta Nesto, ricordando Gabriele Costantini, il suo concittadino scomparso assieme alla compagna Solveiga Kemzurait, travolti da una valanga durante un'escursione in Valle Aurina in provincia di Bolzano. Io ho avuto modo di conoscere Gabriele perché lavorava per un camping e veniva spesso in comune per un po' d'anni, quindi ho apprezzato la sua professionalità, la sua serietà, ma anche la sua simpatia. Quindi veramente è un dolore di tutta la comunità. Ho sentito stamattina la sorella e speriamo che riescano a portare le salme presto a Cavallino Treporti. A Cavallino Treporti, Gabriele e Solveiga erano molto conosciuti e benvoluti da tutti. Stavano costruendo un futuro assieme in una casa nella zona di Riogrando, a Punta Sabbioni. C'è un grande silenzio sulla spiaggia di Punta Sabbioni, la stagione sarebbe cominciata tra poco e qui, sul lungomare, Gabriele e Solveiga amavano passeggiare, però anche d'inverno. Lì si vedeva spesso passeggiare lungo la diga a Punta Sabbioni piuttosto che sulla pista ciclabile. Alberto Ballarin è assessore al turismo, è stato collega di lavoro, sempre nel ramo turistico, ma soprattutto amico di lunga data di Gabriele, col quale aveva anche condiviso delle escursioni in montagna. Lui amava la montagna, quindi andare alla ricerca del sentiero piuttosto che di utilizzare i sistemi sia di vestizione, tecnici. A lui piaceva molto ricercarli e quindi era un grande amante del passeggiare in montagna. Gabriele e Solveiga sono scomparsi a 51 e 33 anni, uniti in un tragico destino che li ha sorpresi a 1700 metri d'altezza nelle ultime giornate libere prima dell'inizio della stagione e quindi del lavoro che li attendeva a Cavallino Treporti, il luogo che avevano scelto per la loro vita assieme.